31esima festa provinciale del mini volley ed in concomitanza festa delle premiazioni 2009. A Bassano del Grappa la pallavolo vicentina ha celebrato la propria stagione appena conclusa. Ma partiamo dai più piccoli, con i 500 bambini del mini volley su Prato Santa Caterina, un evento organizzato dalla Pallavolo Santa Croce. Per noi è un grosso onore organizzare questa festa in quanto noi cavalchiamo da anni lo stesso spirito che propone ogni anno la federazione, che è quello di creare, al di là di curare l'aspetto tecnico di crescita dei bambini, anche la crescita, proponendo valori educativi all'interno della pallavolo. Per la Pallavolo Santa Croce di Bassano, che festeggia il 30° compleanno, è stata una grande stagione quella appena terminata. Quest'anno noi festeggiamo il nostro 30° e l'abbiamo festeggiato veramente alla grande, in quanto abbiamo avuto grossi risultati in tutti i giovanili, che siamo arrivati nelle prime posizioni. Poi per quanto riguarda la prima squadra femminile è arrivata in prima in battuta, 22 vittorie con 22 partite su 22 partite. Poi la nostra Serie D è passata in Serie C, una promozione storica all'interno della nostra società. Il minivolley a Vicenza è in costante crescita. Ecco quali sono i numeri. Per l'attività promozionale annuale, tipo quest'anno si sono iscritte 115 squadre. Pensate che solo oggi ci sono 84 squadre per una media di 5 bambini per squadra. E sono state coinvolte 47 società che provengono da tutta Vicenza. Andiamo allora a conoscere qualche istruttore che ci illustra l'attività societaria con i più piccoli. Noi abbiamo una trentina in tutto di bambine del quarto e quinto elementare. Quest'oggi sono qui in 15 all'incirca, quindi abbiamo ben 3 squadre e è una festa, la festa di fine anno, insomma, dove possiamo condividere una giornata particolare. Noi siamo abbastanza fortunati perché abbiamo un numero equivalente di ragazzini e di ragazzine. Non è facile costruire una squadra maschile a partire dal mini volley. Oggi è una giornata stupenda, oltre per il tempo, per il fatto che ci sono 24 campi, giocano tutti contemporaneamente, sono più di 500 ragazzini, è una manifestazione stupenda. A Vicenza il volley è uno sport molto praticato. Al Teatro Astra, durante la festa delle premiazioni, abbiamo incontrato il presidente del comitato provinciale, Davide De Meo. Sono numeri molto soddisfacenti, abbiamo come numero di tesserati eguagliato e quasi superato il numero dell'anno scorso. Abbiamo avuto una grande soddisfazione anche per squadre partecipanti perché abbiamo incrementato di molto la quota di squadre partecipanti ai nostri campionati, 7.600 tesserati, più di 3.600 gare disputate, per cui la pallavolo vicentina è viva e vegeta, dobbiamo dire. Ed anche dal punto di vista tecnico, al capitolo allenatori l'attività è fiorente. Molte femmine, stiamo cercando di femminilizzare lo staff tecnico perché ci sono molte ragazze molto brave che stanno lavorando bene. E poi abbiamo fatto anche il corso sia di allievo allenatore che di primo grado, con una partecipazione e soprattutto un'attenzione alle problematiche tecniche molto elevata. Molto bravi i tecnici che hanno partecipato e abbiamo scelto naturalmente il meglio degli allenatori che c'è in provincia, quindi Serie A, Serie B, però la motivazione, non essendo più obbligatorio il passaggio dall'allievo allenatore a primo grado, è molto elevata e quindi hanno fatto veramente un ottimo lavoro. Bassano del Grappa in particolare ospiterà dal 28 agosto i mondiali pre-juniores maschili, un'occasione per vedere all'opera i migliori talenti del pianeta. Sono migliaia i giovani che frequentano uno sport, che praticano uno sport, e il volley in particolare, per cui non può che essere un momento di soddisfazione, di grande gioia. Sia gli atleti che gli accompagnatori saranno ospitati veramente con lo stile bassanese, per cui una grande apertura, una grande gioia, un grande cuore, e per la città è un grande onore. It's our God-forsaken right to be loved.